Avevano lottato per salvare la loro azienda, occupandola e passando lì il Natale e il Capodanno, questo 2 anni fa. A giugno 2017 l'acquisizione delle fonderie Anselmi da parte di un gruppo bergamasco e vicentino e poi la rinascita. Un nuovo tassello a ottobre, quando del gruppo sono entrate a far parte anche le fonderie Zendi al Bignasego. Tutto fino a sabato, quando 3 lavoratori della VDC ex Anselmi hanno ricevuto, scrive una nota diffusa dai sindacati, la lettera di avvio della procedura di licenziamento individuale. Riuniti in assemblea, i lavoratori hanno deciso lo sciopero immediato e ad oltranza fino al ritiro dei licenziamenti in entrambi gli stabilimenti di Campo San Piero e di Albignasego. A fianco dei dipendenti delle 2 storiche fonderie padovane, anche i rappresentanti di FIOM, FIM e WILM, preoccupati per la mancanza di un piano industriale da parte della proprietà dopo l'acquisizione delle fonderie Zen e da un uso repressivo, continuano nella nota, dei 3 licenziamenti.